Chi viene dopo di noi deve sapere. Lo dice Anna Ponti nel film documentario che ci accingiamo a vedere. Deve sapere che la vita è averi, poteri, ma la vita è soprattutto un'altra cosa, la vita è senso di responsabilità e capacità di affrontare anche il dolore, la sofferenza. E di dolori, di sofferenze, Anna Ponti ne ha vissuti molti nella sua esistenza. Tre vite in una, recita il titolo del film, che parte da lontano, parte da quella famiglia veneziana, felice, che però vive il trauma del fascismo. Il padre, Giovanni Ponti, capo della cospirazione antifascista in Veneto, cattolico democratico, primo sindaco della Venezia liberata, che ebbe lui di prima persona a subire le angherie del fascismo. E poi tante altre sofferenze che scoprirete strada facendo. Anna Ponti è una donna molto normale e quindi molto speciale, che avverte il peso degli anni, ma in fondo ci scherza sopra, dice di non trovarsi troppo bene in questa epoca di internet e di nuove tecnologie, ma poi si mette al pianoforte e divaga forse sognando. Anna Ponti è un bel personaggio, è un personaggio della memoria che in questi giorni va per compiere i suoi primi 90 anni. Dico primi 90 anni con tutta l'ironia dell'affetto che mi lega a lei. Ci siamo conosciuti negli ultimi anni quando fu tra i promotori del videoconcorso Pasinetti. Lei era legata soprattutto a Pier Maria Pesinetti, lo scrittore di cui parla anche in questo film. Anna Ponti è un personaggio che merita di essere conosciuto, di essere apprezzato. È una donna che ha molto da dirci. Lo fa in questo film con più di un magone, il magone della vita autenticamente vissuto, ma anche in fondo con una voglia da trasmettere, soprattutto a quei giovani di cui parlavamo prima, la voglia di esserci, di essere responsabili e di combattere, combattere sempre. Buona visione. Io vorrei dire qualcosa sulla quarta età. Parlo di quarta età perché ormai la terza è superata, c'è un prolungamento di vita così, è avvenuto così in fretta che ormai noi siamo dei sopravvissuti nel senso che abbiamo assoluto bisogno di conoscere il mondo tecnico. La tecnica, per esempio, a me personalmente non appartiene, non la conosco, faccio una fatica enorme ad avvicinarmi a tutto quello che è internet, tutto quello che la globalizzazione ha portato, cioè un isolamento e un prolungamento di vita per cui
noi siamo di peso. Ecco, il problema mio è che capisco che siamo di peso, i giovani hanno altri impegni, la famiglia, eccetera. Sono nata col fascismo e questo voi non potete capire. Mio padre è stato sindaco di Venezia, ma prima, molto prima, nel 30, io sono nata che lui faceva il professore malvolentieri e facevamo una vita grama, quindi io Mussolini lo odio perché ha rovinato la mia famiglia. Quindi io ho questo problema che le persone non capiscono più perché il 30 è ormai è un secolo fa. Mio papà è nato nel 1896. Io mi sento un personaggio già morto perché io dico ma ero io quella, perché poi me ne sono successe di terribili. Mio papà era una persona, non una buona persona, una persona buona, che è diverso. Lui è vissuto il periodo di partigiano senza vedere un'arma. Lui era il capo cospirativo della Democrazia Cristiana del Veneto. Dirigeva il Comitato di Liberazione Regionale assieme ad altri personaggi importanti come Egidio Meneghetti. Di Giovanni Ponti ne ha parlato Ida Est, una staffetta partigiana che disse aveva la semplicità di coloro che vivono con naturalezza, ma fino alle estreme conseguenze, le grandi idee che dovrebbero guidare la vita di ogni uomo. Mio bello tipo allegro, solo che il fascismo l'ha rovinato e noi avevamo la famiglia allegra. Tutti ridevano, scherzavano, però io so che ha subito robe atroci. La banda Carità è stata una banda feroce che alla fine del fascismo prendeva tutti quelli che erano in clandestinità a Padova, chiusi a Palazzo Giusti, e lì li massacravano di botte. Mia mamma era tipo stramba, estruosa, faceva le bambole all'ora di mangiare. Cioè, cosa mangiamo un culo? E allora, a me faremo dei uovi duri. E allora poi mio papà tornava a casa e diceva, che buoni sti uovi. Mia mamma era anche un po' una civetta. Io non credo che abbia mai fatto le cose a mio padre. Su mio papà lo so che lui non avrebbe mai trattata, di lui sono sicura, di mia mamma no. Non era per niente affatto bigotta, era una donna molto di mondo a modo suo, però la differenza tra mio papà
lei è che lui aveva una visione mentale più elevata, più profonda. Sentivi che proprio era cattolico lui, sentivi che era un cattolicesimo privo di tutte le schifezze. Era molto diverso da mio marito, era più moderato, più caldo, due personalità. La mia fortuna è che in vita mia almeno ho avuto a che fare con degli uomini perlomeno diciamo intelligenti, superiori di gran lunga alla media. Ecco, un altro mio amico, altro personaggio, tutto diverso, ma non su un mio amico, un vero amico. Io direi che ho avuto 3 vite in una, perché la morte di mia figlia, la morte di mio fratello e la morte dei miei genitori, quello è ovvio, hanno concentrato, per cui io sono un elemento disorientato. Ormai ho 89 anni e sono tantissimi, ma non dico perché mi voglio lagnare, dico perché in testa mi si confondono tutte le robe, però di tutte queste cose il dolore più grande è stato la morte di mia figlia. Avevo detto, morto mio marito, ucciso, e anche lì è un'altra storia. È stato ucciso negli anni '80, era un grande medico, ma era un ginecologo grande, e lui però era un uomo scomodo. Era passata la legge sull'aborto e lui credeva fortemente che le donne potessero scegliere. È stato praticamente un delitto nato perché lui voleva che si facessero gli aborti in clinica, ma non era un abortista testardo, aveva questa sua visione. Io sono andata al telefono giallo Augias, e ho detto chiaro e tondo, secondo me è una delle che sono sicurissima, perché avevamo avuto a Modena precedenti di lettere anonime, c'erano dei segnali. Io ho fatto lotte tremende con mia figlia a fianco perché uscisse la verità, che non è uscita. Ma mio marito alle 8 della sera ero a casa, hanno suonato il campanello e io credevo venisse a cena alle 8. Allora vado incontro e vedo un signore e una signora. Dico, ma Giorgio dov'è? Signora, c'è stato un incidente, ma cosa? Purtroppo gli hanno sparato, è morto. Questo mi ha, figurati, non ho capito niente, perché poi dovevo dirlo a mia figlia. Per fortuna era a Venezia, era qui partita subito, ma io queste cose le ho sofferte. Ecco la morte così terribile. La Silvia prima di morire ha detto, ma proprio noi non abbiamo avuto giustizia. Tutto sto pasticcio mi ha ridotto una persona straordinariamente disorientata. Delle volte sto a pensarci ore, perché mi sveglio di soprassalto. Io sono sempre che cerco mia figlia, devo tornare alla realtà, perché
ho degli incubi. La mattina mi sveglio e dico Silvia, e dice, tanto lei era una persona, non parliamo di lei, è meglio che di mia figlia io non parli. Sono tornata a Venezia e qui ho cercato di superare, mi sono illusa di superare questo dolore, però di fondo mi è rimasto, perché adesso confondo tutto. Penso a mia figlia, mi viene in mente mio marito, penso alla sua malattia, quindi è tutto una cavallarsi, per cui la mia testimonianza però deve in qualche modo avere qualcosa di buono e di bello. Io sono atea, non trovo nessun rimedio nella fede, quindi escluso totalmente per me. Dio non c'è e buonanotte. La speranza, l'attesa sono fantasie, il dolore ti arriva così, quindi a quello non puoi sfuggire. E quindi io rimugino, rifletto, litigo, perché quando trovo persone mi danno delle lezioni di fede, di catechismo, dico, ma guardate, per me il catechismo non esiste, è una creazione, ciò non toglie che l'essere umano vive un mistero, l'unica risposta è la scienza. Quando uno arriva a paura, perché la morte fa paura, non la morte in sé, il morire. Se tu adesso mi dici fra 3 minuti muori, non ho nessuna paura. Quello che mi fa paura è il prima, il contorno, cioè come andrò, cosa farò. Io non ho nessuno che mi guarda, cosa faccio, quindi è il morire, tutta quell'atmosfera di cui per esempio non so, tante persone non ci pensano. Ho avuto questa fortuna, mescolata a sfortuna, di avere tanti stimoli, tante cose. Io credo al destino, che è la nostra fregatura. Il fatto di essere nati per me era meglio che non nascessi. Mi ricordo quando mi chiamava per cognome, mi diceva ciao Ponti, perché era un suo modo così, mi chiamava Ponti e mi criticava, però a me piaceva quando mi criticava, perché avrei avuto paura di una figlia, era una dura, anche troppo, perché con me mi trattava male, non capisci un tubo di politica, mi distruggeva a me per una forma di... dicevo, beh, ma questo mi protegge, io mi sentivo molto protetta. E poi mi chiamava ciao Ponti, ciao Ponti. Lei era quasi per me più una madre, ma dopo quando è stata male io veramente ho sofferto tanto, non ne voglio neanche parlare. E lì cos'è la malattia? È un caso, a te può venire, a lui no. La malattia è come una cosa che ti dice devi morire, e invece anche lì è sperare. Io ai giovani vorrei dire innanzitutto che la vita non è solo felicità, avere, potere, ma è anche
assunzione di responsabilità nei confronti di chi viene dopo di noi. Chi viene dopo di noi deve sapere eh, che la vita è anche dolore, e diciamo proprio anche e soprattutto dolore, e quindi saperlo non significa rattristarsi, addolorarsi, significa agire per gli altri, nei confronti degli altri.